Le strade sono rotte e si evita il transito ai motorini. Ci sono avvallamenti creati dalle radici e si abbattono gli alberi, lasciando però il pericolo per la circolazione. L'assurdo continua ad interessare la città di Agrigento, dove si agisce senza il dovuto criterio, come nel caso degli alberi di via Seneto, abbattuti senza pietà, si direbbe. Nei giorni scorsi si era intervenuti alla Villa Bonfiglio con altri tagli. Restando alla via Seneto, è già polemica da parte di Legambiente, la quale chiede spiegazioni su quanto sta avvenendo. Legambiente, con il presidente Daniele Gucciardo, si chiede se sono stati richiesti i pareri previsti dalla legge, considerata l'importanza che riveste il patrimonio arboreo. Intanto bisognerà vedere come e quando la via Seneto verrà resa sicura, tenendo conto che il vero pericolo per l'incolumità pubblica è costituito dalle condizioni del manto stradale. Insomma, forse andava studiato meglio il piano di intervento nella zona senza spogliare del tutto una strada da sempre alberata.